L'azienda Valgrande è un'azienda agricola che si trova nel comune di Bagnolo di Po ed è nata nel 2003 con il progetto di aumentare la redditività di un'azienda agricola, tant'è che a tutt'oggi, a 16 anni, l'azienda agricola Fondo Valgrande è un'azienda agrituristica che svolge attività didattica, svolge attività agrituristica anche con servizi di ristorazione e alloggio in 5 stanze. Ha iniziato poi da qualche tempo il percorso per ottenere il riconoscimento quale fattoria sociale da iscriversi nell'elenco regionale delle fattorie sociali, così come è già da qualche anno a questa parte ormai iscritta nell'elenco regionale delle fattorie didattiche. Per l'azienda Valgrande è stato importante partecipare a Well Social perché la partecipazione a questo progetto è stata la conferma delle attività di fattoria sociale che già si svolgevano, senza averne un riconoscimento ufficiale. Valgrande infatti negli anni ha svolto progetti di collaborazione con l'ASL Polesana 5, mettendo la propria struttura a disposizione di progetti che includevano e che prevedevano un inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati. La partecipazione quindi a questo progetto è stata, come dicevo prima, il riconoscimento di un'attività già svolta negli anni. Puntare oggi sulla fattoria sociale è continuare quel processo di diversificazione che già la nostra azienda ha iniziato nel 2003. Continuare e diventare fattoria sociale significa per noi continuare questo processo di diversificazione ed utilizzare quelle risorse strutturali che all'interno della nostra azienda ci sono. Attualmente il progetto Well Social impiega una persona, abbiamo poi un soggetto individuato sulla base di una convenzione con la ULSS Polesana. Proprio questa settimana abbiamo avuto contatti per l'inserimento lavorativo di un altro soggetto. Quindi attualmente possiamo parlare di 2 soggetti e la previsione di averne altri in futuro con incarichi e mansioni diverse all'interno della nostra azienda. Attualmente non si può parlare ancora di possibilità di lavoro. Questo progetto sta parlando, o meglio, gli obiettivi primari sono l'inclusione lavorativa all'interno delle aziende agricole, all'interno di settori produttivi diversi. L'inserimento lavorativo attualmente si fonda su dei tirocini, su dei periodi limitati, a scadenza e rinnovabili. Le difficoltà maggiori sono state le difficoltà di coinvolgimento di attori sul territorio. Parliamo inoltre di difficoltà legate agli aspetti burocratici per la rendicontazione, tutti quelli che sono gli obblighi derivanti dalla partecipazione a questo progetto. Altre difficoltà sono di tipo magari logistico, di tempistica, tempi lunghi rispetto alle reali esigenze di un progetto che ha un termine ben preciso. Mia idea di futuro legato alla fattoria sociale è l'idea di una grande azienda dove più soggetti possano lavorare, trovare una loro occupazione, possono trovare degli spazi e delle dimensioni che in altri ambiti non si possono trovare. L'idea è che l'azienda agricola possa diventare veramente inclusiva e possa diventare un momento di occasione per quei soggetti che in questo momento possono soffrire di svariate forme di difficoltà. Una grande azienda che con una gestione familiare diretta da me e da Alberto possa coordinare il lavoro di diverse persone.